Un cordiale saluto a voi tutti amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il meteo. La diffusa variabilità di questi giorni, che qualche problema ha anche arrecato qua e là sul nostro territorio, ma ancor più sull'Europa centrale specialmente, e sulla Francia, piccoli passi si allontanerà, per cui sarà un attimo da capire quanto dovremo pazientare ancora. E ci viene in aiuto a tal proposito una mappa al suolo prevista per domenica sera che ci fa vedere una cosa interessante. Anzitutto in pieno oceano, con quelle linee color viola, abbiamo di fronte occlusi, lì il tempo è piuttosto brutto, mentre tra la penisola scandinava, lo vediamo anche vicino alla Sardegna con le lettere H, un'alta pressione, si sta organizzando quindi un'alta pressione proprio anche sul nostro territorio, che ci fa presupporre che a piccoli passi usciremo da questa fase di variabilità. Iniziamo con sabato dicendo che avremo una giornata caratterizzata sì da qualche schiarita, ma spesso le nubi attraverseranno il nostro territorio. Bisognerà mettere in preventivo la possibilità di possibili rovesci temporaleschi qua e là sparsi, quindi ancora molta pazienza per sabato, con temperature che non subiranno grossi cambiamenti. Alla volta di domenica non cambieranno molto le carte in tavola, per il fatto che la variabilità sarà ancora il filo conduttore del tempo anche nella giornata di domenica, mentre a partire da lunedì, ancor più da martedì, il tempo pian piano inizierà a migliorare, a stabilizzarsi con aumento delle temperature. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend, seppur un po' capriccioso, e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.